Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia di Stato. Io ho due domande, parte il tempo. Una riguarda quanto è accaduto ieri. Non voglio entrare perché c'è l'indagine e tutto, ma che effetto fa? Visto che eri di servizio e quindi hai dovuto chiamare il papà, hai dovuto... Sì, guardi, mentre lei stava parlando io stavo scrivendo col papà con cui, Loris, con cui è la sorella, con cui sono rimasto, non si può dire più di amico, perché ho avuto, dopo 30 anni di servizio... Il papà del figlio di 8 anni. Sì, ecco, infatti lui mi ringrazia per come ho gestito anche la notizia con Francesco, che rimane in vita e fortunatamente era a scuola. Io vi dico che dopo 30 anni di servizio ne ho visti di morti, di cadaveri, anche quando ero al confine, alla ferroviaria, ho visto gente sotto i treni, insomma. Anch'io, però caro direttore, quando il somozzatore ti dice c'è un bambino che può avere 3-4 anni e te lo consegna in mano, che esce dall'acqua, guardate, vabbè, non ripeto, comunque la gestione di dare la notizia al papà, che era incredule perché sapeva che la moglie stava poco bene da tempo, e ho sentito dire per perdita di lavoro, assolutamente non c'entra nulla il lavoro, sono delle situazioni che noi chiaramente non possiamo. Io anzi, grazie direttore, che ieri ho contattato Denis, l'ospite che viene. Lui ha chiamato me perché cercava un psicologo, io ho fatto ovviamente la tramite per portare il psicologo. Perché per fare quell'operazione anche il collega, il vicequestore Rodriguez, si è attivato, perché purtroppo come mai bravissimo sì, che ha individuato e ha capito immediatamente cosa stava succedendo. Bene. E dobbiamo aspettare i sommozzatori da Trieste, capite, quando io mi lamento che anche i vigili del fuoco stanno peggio di noi, adesso faccio il sindacalista, invece un privato sì, non dico ha rischiato la vita, però può succedere di tutto, no? Ecco, e non ha pensato 2 volte, l'abbiamo preso, avrà preso, guardi, forse un paio di contravvenzioni sicuramente, adesso il giudice sta cercando, perché bisogna stare anche attenti a quando si interviene, no? Ecco, il civile deve... Vabbè, noi comunque abbiamo chiaramente tutelato questa persona, si è gettato, e ripeto, quando ci ha detto che c'era questa cosa in acqua, Gigi... Grazie a voi. Tra l'altro arriveranno 10 nuovi poliziotti a Pordenone grazie a Raffaele Padrone. Sì, questo lo dico in 8 secondi, abbiamo lottato anche da questi teleschermi, ci hanno sentito, 6 arriveranno subito e forse altri 4 nel corso dell'anno, sicuramente. Tutti i pordenonesi,